dove sei? Eccoli, finalmente. Ieri sera il tempo era incerto, la redazione di Chioggia Azzurra è stata subissata di messaggi che cercavano conferma sul fatto che i fuochi ci sarebbero stati o se si prevedeva venissero annullati. Tanto che abbiamo preferito andare sul posto con un buon anticipo per vedere come stesse volgendo la situazione. Seppure il cielo verso Venezia lampeggiasse a tratti e l'aria sembrava stesse spingendo il maltempo verso Chioggia, alla fine lo spettacolo pirotecnico ha avuto il suo via. Al sesto botto e non al terzo come è tradizione lo spettacolo è cominciato ed è durato in un crescendo di esplosioni per oltre 20 minuti, circa 24. Alle composizioni ormai classiche si sono aggiunte nuove figure che si sono guadagnate un oh di meraviglia da parte del pubblico. Al termine lo spettacolo si è meritato un applauso. Pubblico tanto, anche se all'Isola dell'Unione la folla ci sembrava ben diversa da quella che ha presenziato lo scorso anno, quando lo spettacolo pirotecnico e l'attesa della mezzanotte erano stati anticipati da un concerto dei Venice Floyd, strabiliante come concerto non solo per il repertorio ma anche per la location in cui si è svolto, su un pontone di fronte all'Isola dell'Unione. Doveva essere il primo concerto svolto sull'acqua, quest'anno si sarebbe dovuto ripetere, erano le intenzioni. Purtroppo i fondi regionali destinati agli eventi che sono venuti a mancare hanno tagliato le gambe alla programmazione, incluso questo spettacolo, che anche lo scorso anno era gratuito per il pubblico. Gente comunque tanta che ha assistito allo spettacolo da tutta la cornice che circonda il tratto nord della laguna dell'Usenzo e dalle tante barche che si sono ormeggiate a distanza di sicurezza dal pontone. A controllare che si mantenesse l'ordine abbiamo visto le imbarcazioni della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e pensiamo che ci sia stata anche la presenza dei Vigili del Fuoco. Dobbiamo dire che più di una barca al momento dell'abbandono del posto al termine dello spettacolo è uscita dall'area a luci spente. Considerando la concentrazione di traffico acqueo in quel momento non ci è sembrato una buona idea, anche perché a bordo c'erano bambini. Comunque è andato tutto bene, nonostante l'incertezza lo spettacolo si è tenuto, uno spettacolo che continua ad attrarre pubblico nonostante non sia più in linea con la sostenibilità ambientale a cui si cerca di dare sempre un occhio di riguardo. Il rumore che provocano i fuochi disturba e spaventa molti animali, soprattutto i cani. Uno ieri è scappato di casa, fortunatamente quando il rumore è cessato e si è calmato ha fatto ritorno, ma per molti animali si tratta di una mezz'ora traumatica. Il fattore inquinamento non è irrisorio in una città in cui l'aria spesso soffre. Ci sono alternative ai fuochi fornite dalle nuove tecnologie, gli spettacoli luminosi eseguiti con i droni, gli spettacoli di luci laser, le fontane luminose. Cercando alternative per spettacoli di grande impatto ce ne sono. Poi si tratta di costi e sembra che al momento i fuochi restino la soluzione più economica per incantare una grande platea. Buongiorno, buon Ferragosto, giornata calda però un po' meno di ieri, siamo stati al mercato del giovedì, hanno un po' lustrato gli occhi e battute a parte siamo qua nella rotatoria che c'è, la famosa rotatoria che qualche aspirante assessore a suo tempo protestava per il taglio degli alberi, adesso va tutto bene, madama la Marchesa. E sapete che l'amministrazione finalmente ha deciso di operare per quanto riguarda la zona dell'ex Cicchito che vedete alle mie spalle per poter fare parcheggi. È una cosa, mi viene un po' da dire, ma la Maria Rosa che quella volta tagliava, diceva che gli alberi non si possono tagliare e adesso fanno parcheggi, gli alberi, vabbè, sorvoliamo. Allora va benissimo che vengano fatti i parcheggi perché mancano e quindi è bene che
ci siano questi investimenti. Tra l'altro questa zona di sottomarina sta diventando veramente quasi una piccola New York, i palazzi, cioè noi siamo contenti di questi interventi che hanno fatto, l'abbiamo detto a suo tempo, quando qualcuno invece protestava, che adesso in giunta, vabbè, non parliamo più di certi soggetti. Ecco, qual è il problema? È che all'interno dell'ex Chiquito c'è una colonia felina recensita, ecco. Allora il sindaco, che tanto vuole bene agli animali e lui ama gli animali, si fa i selfie con gli animali, con i gatti, con i cani, gli mancano solo anche i cammelli, però c'è questo problema che non puoi spostare una colonia felina e ci vuole un po' di tempo perché ci sono credo una decina di gatti e quindi bisogna trovare una soluzione. Al momento la soluzione non è stata trovata, sono state fatte tante dichiarazioni di intenti, faremo, ma adesso non si è fatta. Sappiamo che sta seguendo questa cosa l'ingegner Napetti, per fortuna che all'interno dell'amministrazione c'è qualcuno di valido, per fortuna, e confidiamo che si faccia qualcosa, ma il sindaco invece di farsi tanti selfie, lo chiameremo Armelao, the made selfie man, l'uomo che si fa i selfie da solo. Speriamo che facciano questa soluzione perché i gatti ci sono i volontari che li seguono a loro spese tra l'altro e comunque la civiltà di una società si vede anche da queste cose e quindi confidiamo che il sindaco a parole è tanto amante degli animali, vediamo che porti avanti qualche risultato, almeno in questo settore. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbarino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Torniamo al polo ittico. L'intervento fatto ieri da Comparato ha ben chiarito che l'annuncio che è stato fatto della firma sulla delibera di indirizzo non porta ad altro che ad una dichiarazione di intenti. Lo stesso comunicato ha affermato che con tale atto si dà mandato agli uffici comunali in modo che prevedano tutte le azioni amministrative necessarie ad esperire ogni azione ritenuta utile al fine di perseguire tale scopo, detto questo nel classico linguaggio burocratese. Come abbiamo letto il comunicato, abbiamo immediatamente chiesto a chi del polo ittico dovrebbe usufruire cosa ne pensasse di questo annuncio dato con tanta soddisfazione da parte dell'amministrazione. Abbiamo interpellato un armatore, pescatore esperto, Elio Dall'Acqua, che ha esordito dicendo che prima di esprimersi in un qualche modo è necessario vedere il progetto, ma non solo quello del polo ittico, ma anche delle aree che al suo fianco è necessario vadano bonificate, in quanto non può coesistere un'attività che tratta un prodotto delicato come l'ittico al fianco di depositi di rifiuti, ma anche quali saranno le attività che verranno portate, che tipo di logistica vedranno le barche, dove saranno gli ormeggi, se saranno dedicati solo allo scarico, se qui stazioneranno, se qua verrà integrato il punto di sbarco molluschi, distributori di carburante. Dall'Acqua non se la sente di esprimersi se prima non avrà modo di vedere quello che si ha veramente intenzione di realizzare. Sono talmente tante le realtà che andrebbero a confluire in quest'area che per far collimare tutto deve esserci una visione d'insieme attenta e lungimirante. Molto ottimista la considerazione fatta dall'assessore Acchio. Il trasferimento del mercato ittico e la nascita del polo ittico sta diventando realtà, quando è stato dato solo un input agli uffici che riconosciamo però non sia mai stato dato prima. Ogni percorso, anche il più lungo e tortuoso, deve iniziare da un primo passo e questo possiamo dire che sia un primo passo, ma la meta è ancora distante anni luce. Lo spostamento del mercato ittico e di tutto il mondo che vi gravita attorno è necessario e indispensabile, sia alla città che allo stesso mercato. Gli darebbe la possibilità di espandere, avrebbe maggiori possibilità di crescita, una prospettiva che ci vedrebbe tutti soddisfatti.
Ciao a tutti, buon Ferragosto. Sembra che la pioggia di ieri sera abbia rinfrescato un po', diciamo così, l'aria, il bosco, come si suol dire, ma non è proprio così, perché anche oggi fa molto, ma molto caldo. C'è anche questo messaggio, questo avviso della Protezione Civile del Veneto che dichiara lo stato di allarme climatico per disagio fisico, valido quindi dal 14 agosto, che è già passato, al 16 agosto in tutto il territorio regionale. La Protezione Civile del Veneto, in seguito alle previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria emesso oggi da ARPAV, Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio, UO Meteorologia e Climatologia, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico. L'allerta sarà valida dal 14 al 16 agosto e interesserà le zone costiera, pianeggiante, continentale, pedemontana e montana Val Belluna. Per segnalazioni e informazioni di carattere sociosanitario è attivo il numero verde 800 535 535, fornito in collaborazione con il servizio telesoccorso e telecontrollo. Per emergenze specifiche di protezione civile è disponibile il numero verde 800 990 009. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.